Presidente, qual è stato il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia per il recupero di questa importante azienda che partecipa quindi con la sua attività al manifatturiero del Friuli Venezia Giulia, ma anche in un grande comparto quale quello navale? Beh, intanto partiamo da lontano, cioè il consolidamento delle politiche industriali della Regione che abbiamo fatto con i rilanci impresa e poi con tutti i regolamenti attuativi che ne sono conseguiti. Qui c'è un consolidamento di un settore nel quale puntiamo molto, cioè quello della cantieristica navale e dell'economia del mare. Lo facciamo ovviamente intorno ad un asset importante come quello dei cantieri di Monfalcone, in particolare di Fincantieri, mettendo insieme tutto quello di buono che già abbiamo e quindi tutta la logistica che sta intorno a questo nuovo sito che è non solo ben localizzato ma che permetterà anche un'efficienza dei servizi e ci permette soprattutto di tenere un'azienda come Marine Interiors, così importante per il nostro settore, all'interno della regione senza che venga delocalizzata, e questo è un fatto importante non solo in termini occupazionali ma anche evidentemente di consolidamento di questo importante settore. Presidente, si è parlato di retroportualità, quindi come opportunità del territorio che non è direttamente collegato al mare di poter dare lavoro e occupazione. Su questo come si sta muovendo la Regione e che ruolo può avere? Beh, quello di oggi ne è assolutamente un esempio, grazie anche all'intervento di Mediocredito siamo riusciti appunto a consentire questa localizzazione a Pordenone, significa che utilizziamo anche la vicinanza all'interporto di Pordenone in cui l'intervento sui raccordo ferroviario è assolutamente necessario, l'ambizione è quella di mettere insieme i nostri interporti per far sì che questa piattaforma logistica naturale quale siamo possa ambire ad essere retroportualità non solo dei porti di Monfalcone e di Trieste e di Portonogaro ma evidentemente anche di Venezia. Marine Interior attorno alle sue chance di sviluppo tecnologico, di innovazione, eccetera.